Buonasera e benvenuti a Sette Sera Salute. Nella puntata di oggi cercheremo di scoprire profondamente il nostro corpo per poi dedicarci a tutte le nuove tecniche rigenerative e ricostruttive che possono ridonarci la bellezza. Parleremo quindi di medicina e chirurgia estetica, ma parleremo anche di un sorriso veramente perfetto. Allora, iniziamo subito a svelare tutto quello che c'è da sapere su quella macchina perfetta che è il nostro corpo, insieme a Pier Giorgio Spaggiari, medico ricercatore, docente di biofisica all'Università degli Studi di Milano e la Sapienza di Roma. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, io inizio subito ringraziandola per la sua presenza e ringraziando anche Rossella De Focatis, ideatrice della manifestazione Sapere il sapore del sapere, perché grazie a lei abbiamo spesso qui a Sette Sera Salute dei professionisti veramente d'eccellenza come lei. Allora io vorrei ricordare a casa che il professor Spaggiari è stato nominato dal Presidente della Repubblica Napolitano commendatore della Repubblica per meriti sanitari e ha poi ricevuto una laurea ad honorem per quanto riguarda la medicina quantistica, per cui grazie, è un onore la sua presenza qui per me e per tutti i telespettatori di Sette Sera. E allora con lei vorrei proprio raccontare che cos'è la medicina quantistica. Io ho parlato all'inizio di una macchina perfetta che è rappresentata dal nostro corpo, una macchina che quindi è soggetta alle leggi della fisica, della chimica. Quindi cosa succede nel nostro corpo quando si vuole parlare di fisica? Possiamo ragionare esattamente come si ragiona per la materia? Direi proprio di sì. Guardi, ho cercato per caso, visto che non sapevo cosa mi chiedevo, questa moneta, vede? Allora, la medicina moderna ancora oggi si basa su dei principi che sono biochimici, che sono sacrosanti e hanno permesso alla medicina di fare grossi passi da gigante. Però, come vedete tutti, la medaglia ha una doppia faccia. Allora, questa è la faccia che noi conosciamo, medici che abbiamo studiato ovviamente nell'indirizzo di studio di medicina. E questa qui è una faccia un po' incognita per la medicina e si chiama gli aspetti biofisici del corpo umano. E sembrerebbe quasi che gli aspetti biofisici possano contrastare o addirittura andare in opposizione con gli aspetti biochimici. No, assolutamente no. La medaglia, come tutti voi vedete, ha due facce. Noi medici occidentali guardiamo solo e soltanto la faccia che i nostri professori ci hanno fatto vedere e ci hanno fatto evidentemente attraverso gli esami approfondire e qui c'è una faccia che obiettivamente molti di noi non conosciamo e fortunatamente alcuni di noi oggi conoscono. Certo, assolutamente. Questo è l'aspetto biofisico. Dicevo e ci tengo a sottolineare che l'aspetto biofisico non contrasta con l'aspetto biochimico, anzi oserei dire che quando noi medici vediamo una reazione biochimica che è già palesemente negativa, per cui quella persona ha sicuramente una patologia in atto, se avessimo avuto la possibilità di analizzare questa parte della medaglia, probabilmente noi avremmo potuto controllare ed eliminare l'aspetto biochimico che poi in effetti, guarda caso, è quello che porta alla patologia vera e propria. Quindi è molto importante dire che ci sono due aspetti. D'altra parte, devo dire, nella storia dell'umanità, 5.000, 6.000, 7.000 anni fa, avete capito bene la data, i cinesi avevano già ipotizzato che il corpo umano fosse attraversato da linee di campo, loro chiamavano linee di energia, che si chiamavano i meridiani, ancora oggi si chiamano i meridiani, ma noi occidentali non avevamo assolutamente ben capito cosa voleva dire linee di energia, quindi sembrerebbe quasi che fossero fuori dalla medicina. Quando uno diceva io vado a fare l'agopuntura perché mi attiva un'energia o la sottrae, noi lo guardavamo dicendo questo qui non deve essere mica tanto giusto, ma che cosa dice? Se io infilo un ago in un punto particolare del nostro organismo posso fornire energia, ma neanche per sogno, posso sottrarre energia, ma neanche per sogno, e invece, guarda caso, abbiamo scoperto, e l'agopuntura è stata riconosciuta dal nostro Ministero della Salute, che questa è una tecnica medica. Quindi quello che noi definivamo come medicina alternativa entra invece prepotentemente in quello che è medicina vera, reale, Brava, ci serve. anche perché la medicina è una sola. Se lei dice era medicina alternativa voleva dire che era un'altra roba. E invece la medicina, quella cinese dell'agopuntura, ma questo è solo un esempio, perché ci sono altre medicine che noi non conosciamo. Pensate alla medicina indiana, ad esempio.
Là non dicono, gli indiani non dicono che il corpo umano è attraversato da linee di campo magnetico, no, dicono che ci sono 7 livelli di energia, il primo livello è qui, il secondo è qui, il terzo è qui, il quarto è qui, fino a 7 che è qua. E allora anche qui noi dicevamo, ma questi qui danno i numeri, cosa dicono? No, anche nella medicina, che per noi era, giustamente come ha detto lei, alternativa, oggi invece cominciamo a dire no, è forse un settore della medicina che noi occidentali, non avendo studiato quel tipo di medicina, la consideravamo alternativa. Ma come dicevo prima, la medicina è solo una, non è che esistono n medicine. Se io vado in alcuni paesi dell'Africa oppure dell'Asia e trovo che ci sono delle eccitazioni da parte di quelli che loro chiamano medici, io non li chiamerei medici, emettono suoni. Beh, ma questa si chiama medicina della vibrazione. Il suono è una vibrazione e il suono della vibrazione può in qualche modo coinvolgere totalmente il corpo umano o da alcuni organi del corpo umano o da alcune cellule del corpo umano? Punto di domanda. Io dico, avendo studiato medicina occidentale, dico no sicuramente, e sbaglio, perché come fisico devo dire che una qualsiasi vibrazione, ho parlato della vibrazione meccanica, l'emissione di un suono è una vibrazione meccanica, il vibrare di un diapason è una vibrazione meccanica, l'ascoltare una musica davanti a un altoparlante è una vibrazione meccanica, ma poi ci sono delle vibrazioni che guarda caso sono molto più sottili, non si vedono, non si percepiscono, si chiamano vibrazioni di tipo elettromagnetico, che è la base, tra l'altro, della medicina quantistica. E allora, vedendo da questo punto di vista, considerando quindi vibrazioni, campi energetici, reazioni chimiche, come si considera l'organismo quando incontra una patologia? È un sistema perfetto che si blocca? È un sistema che può andare incontro al danneggiamento per questioni fisiologiche come l'invecchiamento? Qual è la posizione giusta? Allora, guardi, visto che siamo in una televisione e voi siete esperti di comunicazione, voi state comunicando, io sto comunicando, grazie alla vostra televisione questa comunicazione va nell'aria e molti accendono il televisore, si sintonizzano sulla vostra frequenza e vedono questo bellissimo programma. Bene, e c'è una confusione nell'aria di tante comunicazioni. C'è la comunicazione vostra che è rappresentata da un'onda che si propaga nello spazio, ma ci sono altre onde televisive che a questo punto si intersecano con voi. Ma non è che se io mi sintonizzo sulla vostra televisione ricevo un'altra onda che è presente, no, ricevo proprio la vostra. Sì. Così succede nel corpo umano. Nel corpo umano quando nasce patologia vuol dire che c'è quasi lo scontro tra livelli di energia, c'è una confusione di livelli di energia e questo è quello che provoca la patologia. È un concetto incredibile questo, badate bene, perché se io parlassi solo da medico occidentale rimarrei con gli occhi sbarrati, perché mi porrei il problema di sentire una cosa talmente assurda dal punto di vista della medicina occidentale che effettivamente insomma qualche perplessità la pone. Certo. Questo quindi, ragionamento. Professore, uno scontro tra livelli di energia quando parliamo di patologie, quando invece parliamo di fenomeni come l'invecchiamento, la perdita per esempio della bellezza. Allora le farò un esempio, anzi farò un esempio che penso che interesserà molto a tutti gli ascoltatori. Parlo di una patologia che è comune, al di là della, diciamo, di una certa età, quando subentra la menopausa, tutti sanno che le persone perdono calcio, in modo particolare il gentil sesso. Poi non è vero in assoluto perché anche noi maschi perdiamo calcio con l'invecchiamento.
Il calcio che la cellula aveva dentro e che era fondamentale per la vita della cellula, per la sua conservazione, per la sua duplicazione, quindi è veramente un elemento fondamentale il calcio. Una volta perso vuol dire che la cellula ha la possibilità, ha una permeabilità dall'interno verso l'esterno e uno si può domandare, ma il calcio che esce dalla cellula e che la cellula non può recuperare, dove va a finire? E ve lo dico subito, è intorno alla cellula, è intorno alla membrana cellulare, ruota, essendo uno ione calcio, ruota con una sua, come dire, frequenza di rotazione, ogni elemento ha una propria frequenza di rotazione, sta lì bella tranquilla. Beh, e come facciamo a recuperare quel calcio? Possiamo dire a una signora che perde calcio di prendere calcio, ma se la cellula non è in grado di assorbirsela, cosa fa? Potremmo dire prenda la vitamina D, faccia ginnastica, dolce, stia al sole, perché in effetti la vitamina D, il sole fissano quel poco calcio che la cellula c'ha ancora. Ma io vi dico che non è così. Se io immettessi la persona dentro un campo magnetico permanente e sommassi a questo campo magnetico permanente un campo magnetico pari alla frequenza di rotazione del calcio, che sta bello tranquillo lì fuori dalla cellula, sapete cosa succede? Che il calcio fa un salto e rientra nella cellula. Non esiste nessun processo biochimico che permetta il recupero di alcuni ioni che la cellula perde. E giustamente ho fatto questo esempio per dire che nella bellezza, col passare degli anni, le cellule perdono elementi vitali e quindi uno diventa infossato, gli si formano le rughe, il muscolo della pancia addominale non regge più e quindi chiaramente deborda. E perché questo? Perché noi perdiamo con l'invecchiamento elementi fondamentali. E badate bene, molti elementi fondamentali non possono essere recuperati dalle cellule attraverso meccanismi biochimici. Quindi bisogna utilizzare dei meccanismi di tipo diverso. Di meccanismi diversi, come quelli che vi racconteremo subito dopo la pubblicità. Ritorniamo alla medicina occidentale, non so quanto lei sarà d'accordo con tutti i nostri nuovi metodi, però io la invito anche a restare e poi la invito invece a ritornare nelle prossime puntate, perché potrebbe affiancare i nostri specialisti per cercare di instaurare nei medici italiani questa nuova visione molto più ampia che sicuramente potrà migliorare la nostra salute. Beh, le devo dire che la medicina quantistica diventa veramente complementare a supporto della parte farmacologica che in questo caso verrebbe accelerata. Benissimo, allora io la ringrazio infinitamente professor Spaggiari, adesso c'è un pochino di pubblicità, però restate con noi perché parliamo di come riconquistare la nostra bellezza, state qui.